in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci a consueto appuntamento con la rubrica Sportello Pensionati. Vediamo subito chi sono i nostri ospiti. Liliana Della Rovere dell'FNP CISL di Udine, che abbiamo raggiunto via Skype. Buonasera Liliana, tutto bene? Tutto Sì, bene, tutto bene, ecco, ti sentiamo forte e chiara. E poi qui in studio invece c'è Roberto Duca, sempre dell'FNP CISL di Udine ed è presidente del Consiglio di Vigilanza dell'INPS, appunto, sì, di Udine, ecco, del comitato. Beh, intanto vediamo, anche a Roberto Duca, come va? Tutto bene? Da un po' che non ci vediamo? Va tutto bene, c'è sempre il rischio che hanno tutte le persone, si sta un po' attenti, però si rispettano le norme, sperando che con il vaccino poi le cose di risolvere, no, la almeno situazione. risolvere in buona parte. Ecco, allora, fra le tematiche di oggi, no, prima di cominciare, di dare il via alle telefonate, io parlerei un attimo di scadenze, no? Le comunicazioni di servizio. Liliana, tu hai delle comunicazioni da fare? Ci sono delle date? Dei suggerimenti che vuoi dare? Sì, dico, anche per questo, per la rata di maggio, sono in pagamento le pensioni per gli uffici postali in contanti presso gli uffici postali dal 26 aprile al 30 aprile e possono riscuotere sempre in ordine alfabetico come hanno fatto negli scorsi mesi, quindi si sa che la somma se è dovuta è tutto regolare, se non è dovuta verrà recuperata, chiesta la restituzione da parte dell'INPS. Poi entro il 1° maggio devono presentare la domanda di certificazione ai lavoratori usuranti chi raggiunge i requisiti entro il 31/12/2022, quindi tutti i lavoratori usuranti che appartengono a determinate categorie che sanno di aver raggiunto i requisiti fanno la domanda di certificazione che verrà esaminata dall'INPS e la risposta verrà data entro il mese di ottobre. Poi per quello che riguarda le pensioni che sono in pagamento all'estero, per i residenti all'estero devono comunicare entro il 7 maggio, mandare la documentazione dell'esistenza in vita, altrimenti la rata di luglio verrà sospesa, quindi con tutte le conseguenze, diciamo. Da luglio verrà pagata anche la 14ª per chi ne ha diritto, quindi per quelli che hanno compiuto l'età anagrafica e sono nelle fasce reddituali previste. Poi per quello che riguarda il REM si sa che c'è da presentare la domanda dal 7 aprile al 30 aprile per il pagamento chi rientra nelle fasce, diciamo, del reddito per le rate di aprile, maggio e giugno. Poi dall'8 aprile sono aperta adesso la possibilità di presentare le domande per il bonus babysitting per i lavoratori, lavoratori autonomi con figli autonomi e liberi professionisti con figli che hanno un'età inferiore ai 14 anni. L'importo poi verrà accreditato sul libretto di famiglia. Ecco, poi magari Liliana, Dimmi. magari riprendiamo fra un attimo, sentiamo anche da Roberto Duca, no? Per fortuna che Roberto è qui in studio, così non mi sento da sola quando c'è la trasmissione, no? Non siete distanti tutti quanti. E avere una presenza in studio è importante. Dobbiamo dare delle scadenze anche per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, no? Perché ci sono delle scadenze ben precise, quindi è giusto ricordare un attimo alle persone che sono, no, ai lavoratori, che sono alle lavoratrici, che sono in dubbio e che sono coinvolti. Sì, per le aziende dove chiedono la cassa integrazione ordinaria, dall'1/4 del 2021 al 30/6/2021 queste aziende non pagano il contributo addizionale per
per la cassa integrazione, quindi hanno uno sgravio rispetto a. Così anche per quella in deroga per la durata un po' più lunga, dal 1° di aprile al 31 di dicembre del 2021. Naturalmente ci saranno i blocchi dei licenziamenti fino al 30/6 per imprese che sono in cassa integrazione ordinaria, mentre per le altre si allunga fino al 31 ottobre 2021. Ecco, quindi c'è una certa, differenza. differenza. Per la CIG degli agricoli sarà 120 giorni nel periodo che va dal 1° di aprile al 31/12/2021. Sappiamo che gli agricoli hanno una, diciamo così, una fase lavorativa un po' particolare, non è uguale a tutti gli altri, quindi lavorano quando è bel tempo, quando ci sono le raccolte, queste cose qua. Ecco, e poi anche gli importi, no, per quanto riguarda gli stagionali, perché anche nelle puntate precedenti abbiamo ricevuto delle richieste proprio di chiarimento da parte dei lavoratori stagionali. Sì, c'è il rinnovo dell'indennità omnicomprensiva per i lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti balneari, stagionali dello spettacolo e anche dello sport a 2.400 euro da dividere nel periodo, naturalmente. Per quanto riguarda poi Marrem ha già in qualche maniera parlato, ha già accennato. Io tornerei la parola a Liliana. Ecco, Liliana, ti ho interrotta, avevi ancora delle scadenze e te lo chiedo appunto prima di dare il via alle telefonate e ai messaggi, anche se ci sono dei messaggi arrivati prima dell'inizio della trasmissione. Prego Liliana. Volevo dire che è a disposizione il certificato di pensione cosiddetto l'OBSEM. Nell'OBSEM finalmente c'è almeno più chiarezza, infatti l'INPS lo specifica, dicendo dai criteri della perequazione che è stata applicata, l'importo lordo della pensione, tutte le varie trattenute IRPEF e le addizionali regionali e comunali, quindi uno ha già le idee chiare vedendo tutti questi importi, le detrazioni d'imposta, l'IRPEF annuale. Poi se uno è soggetto alla trattenuta di lavoro giornaliera che deve comunicarlo al datore di lavoro perché è pensionato ma lavora, quindi c'è anche questa. Poi c'è l'avviso per quelli che come hanno quota 100 o che sono precoci, che loro non possono lavorare, danno alla comunicazione il loro reddito. Quindi se al di sotto dei 5.000 euro possono avere un reddito, quindi devono comunicarlo in tutti i casi. Poi devono comunicare tutti quelli che non hanno fatto la variazione indirizzo, che l'INPS deve avere l'indirizzo esatto, quindi o che sono reperibili o che hanno un indirizzo sbagliato, e per ultima c'è l'importo della 14ª a chi spetta, quindi nell'OBSEM diciamo c'è tutto, quindi tutto il movimento annuale della pensione. Quindi finalmente c'è un in più di chiarezza e se c'è una trattenuta sindacale c'è anche la trattenuta sindacale. Liliana, a che punto siamo con le vaccinazioni? Perché adesso sono state aperte appunto, è aperta la possibilità di prenotarsi. Io mi sono prenotata, quindi il primo giorno, ma ho visto che sono andate velocemente le prenotazioni fino a giugno, quindi tanti sono già a giugno. Tanti sono già arrivati a giugno, sì. Avanti, sì. E Roberto, come siamo? In attesa? Anche Roberto? In attesa anch'io, giorni a prenotarmi perché devo andarci. Ecco. Per poi essere, se non altro, un po' più liberi, non nel movimento, ma tranquilli da un certo punto di vista del vaccino fatto. Insomma, poi vedremo, sperando che questo serva a, in grossa parte, a risolvere il problema. Se siete d'accordo, io comincerei magari a leggere qualche messaggio di quelli arrivati. Liliana, dove sei? Non ti vedo. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Dimmi. Buonasera, mio marito, classe 1963, lavoratore precoce, ad aprile ha 41 anni di contributi, non rientra nei lavori usuranti. Quando andrà in pensione? Forse a 42, 10 mesi? Grazie, Sonia. Qui chi risponde? Rispondi tu o risponde precoci, Roberto? Questo, è che bisogna, oltre ad avere questi 52 settimane precedenti, diciamo ai 19 anni, bisogna avere anche una determinata categoria, quindi bisogna appartenere o ad essere disoccupati da almeno 3 mesi o bisogna essere invalidi con invalidità superiore al 74% o assistere persone che sono con handicap,
o eventualmente appartenere alle categorie. Lui ha detto che non appartiene alle categorie usuranti, quindi in tutti i casi deve fare 42 10 mesi, quindi non ha altre possibilità. Non ci sono scappatoie. Scusa, le persone che assiste con handicap sono persone con handicap che comunque sono in parte autosufficienti, dico io in parte, oppure totalmente autosufficienti? No, devono essere totalmente autosufficienti. Sì, e devono abitare anche con la persona. Devono abitare con lui, esatto. Sì. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, mi chiamo Renato, sono di Codroipo. Buonasera. Volevo sapere, io da 4 anni sono in pensione, ma non ho visto mai un aumento. Secondo voi c'è stato qualche piccolo aumento, qualcosa? Forse qualcosina, no? Doveva esserci. C'è stato quel piccolo aumento di un caffè all'anno praticamente. Sì, un caffè all'anno proprio. C'è stato quel piccolo aumento che comunque non è che abbia recuperato l'inflazione e quant'altro. Ci dovrebbe essere, come già da Quindi anni. c'è stato qualcosa di... Sì, ma come diciamo una piccola quantità di soldi. Si parla proprio in maniera così, per essere chiari, di un caffè all'anno. Proprio per dire l'aumento è stato ridottissimo, insomma. No? Però almeno un segnale c'è stato. Un piccolo segnale. Va bene, la ringrazio. Salve. Grazie a lei per aver chiamato. Buonasera. Andiamo avanti con i messaggi. Quali sono le possibilità per andare in pensione a 61 anni? Grazie, Patrizio. Chi mi risponde? Allora, Liliana risponde. Vai Liliana. Dov'è Liliana? È più addentro di me su queste cose. È sparita. Vado? Sì, vai. Allora, Liliana. È un po' difficile, sai, Liliana, scusami, gestire, no? In presenza e in remoto. Chi risponde? Chi dà la risposta in presenza e in remoto? È un po' difficoltoso, sì. Dunque, per andare, naturalmente c'è l'anticipata dei 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne. Questo appunto... se hanno compiuto questa contribuzione possono andare, quindi indipendentemente dal discorso dell'età vanno con il discorso della contribuzione. Per quota 100 no, perché devono avere per forza 62 anni di età e 38 di contributi. E come anche per l'APE Social devono avere 63 anni e 30 anni di contributi, quindi non possono. Possono andare come precoci con i 41 anni di lavoro, di contribuzione, però devono appartenere a quelle determinate categorie previste. Altrimenti come lavoratori usuranti lo possono fare, 61, 7 mesi sarebbe nella categoria e 35 anni di contribuzione, a patto che svolgano determinati lavori, che quindi se fanno 78 notti all'anno o se fanno lavoro catena o lavori particolari, insomma quelli dei codici previsti, questi possono andare con 61 e 7 mesi. Dopo c'è l'opzione donna, con i 35 anni di contribuzione, 58 anni se è dipendente, 59 se è autonoma, e altre possibilità, perché le isopensioni, le pensioni in espansione non sono vere e proprie pensioni, sono periodi che anticipano, diciamo, l'età della vecchiaia o dell'anticipata. Quindi altre possibilità non ci sono solo queste. Quindi il fatto che abbia fatto 41 anni dice in parte la cosa, poi bisogna sapere quanti anni ha, se ha fatto lavoro usuranti oppure no, quindi è meglio se specifica. Sì, bisogna di più, ecco. Quindi se il telespettatore vuole o riscriverci o appunto anche telefonarci. Adesso noi ci facciamo una piccola pausa. Se volete chiamarci 0432 573517 oppure inviare sms al 393 186 1551. A fra poco. Ed eccoci nuovamente in studio, abbiamo già una telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Sì, pronto. Sì. Buonasera. Buonasera. Dunque, io ho una domanda da fare. Il 28 di gennaio
ho fatto una richiesta per vedere se ho diritto ad avere l'opzione donna. Ho 35 anni di lavoro, anzi supero i 35 anni di lavoro, però ho fatto un piccolo periodo di 2 anni e mezzo di lavoro come artigiana, non come dipendente. Quindi mi hanno detto, io sono del 62, in un primo momento mi hanno detto che non avrei diritto ad avere l'opzione donna perché non sono del 61 essendo artigiana, ma io ho fatto più di 30 anni come dipendente e quindi ho chiesto se mi fanno un conteggio, se mi dicono se devo versare una differenza nei contributi in quanto ritengono che i contributi come dipendente non sono uguali a dipendenti come artigiano. Però è dal 28 di gennaio che sto aspettando questa risposta qui, non so se ho diritto, spero di sì, non so quanto devo pagare, non so un tubo. Dal 28 di gennaio siamo a metà aprile e non so ancora niente, l'opzione donna entro fine anno finirà e quindi non so niente praticamente. Ecco, Liliana, vuoi dare tu una risposta alla signora? Allora, cioè, anche se lei ha fatto tanti anni di lavoro dipendente, però per avere 35 anni ha necessità di avere anche quelli di lavoratrice autonoma, quindi rientra in quella categoria di lavoratrice autonoma perché fa requisito con quelle e quindi l'età la deve rispetta a quella dei lavoratori autonomi. Dipendente, ho quasi 38 Però, anni di lavoro. Aspetta Liliana, aspetta, perché la signora ha detto che ha più di 35 anni, mi lavoro diceva, dipendente. di lavoro dipendente e 38 di lavoro effettivo. Diciamo che in tutto ho 38 anni di lavoro. Fra i due. Ho solo una piccola parte di 2 anni, forse 2 anni e mezzo di lavoro come artigianato. Ecco, hai sentito Liliana? quindi lei ha chiesto solo come, diciamo, come lavoratore dipendente? Sì. Però non mi hanno ancora risposto, non mi hanno detto se posso solo come versare, lavoratore dipendente, ignorando il pezzo di artigiano? Come? Non ci sono capiti. Liliana, puoi ripetere? Cioè, quando viene fatto il conteggio viene tenuto conto anche dell'altro, quindi difficilmente potrà andare solamente con il pezzo del lavoratore dipendente, perché viene liquidato tutto insieme. Perché io sono andata da un patronato e il patronato mi dice che secondo loro c'è una piccola differenza per raggiungere i 35 anni come dipendente, che sono più o meno 6 mesi. Però l'INPS non mi ha ancora risposto, non mi ha detto solo niente. Dipendente, già è diversa la cosa. L'INPS non le ha detto ancora nulla, Liliana? Non ce la fa allora in tutti i casi, non ce la fa e quindi resta valido il discorso della respinta, diciamo. Quindi non posso farlo, non posso averlo, non posso andare con l'opzione donna. E adesso in questo momento lei è dipendente o autonoma? Io in questo momento sono dipendente, ma faccio un lavoro di poche ore alla settimana. Quindi non arriva a maturare i 35 anni con quello da dipendente nel corso di quest'anno? Di quest'anno no, assolutamente, perché ho un contratto di 7 ore alla settimana più di altre 4 e mezza, quindi... 11 ore a settimana. Sì. Sono quindi poche. Quindi non ce la fa in tutti i casi, secondo me. Non credo nemmeno io. Adesso, però perché cavolo, scusi, dal 28 di gennaio datemi una risposta, no? Non dico di lei, dico lì. Sì, anche perché sarà lì. La risposta le è stata respinta? No, o non mi hanno ancora risposto. Sospeso? Non mi hanno ancora risposto. Probabilmente perché vogliono vedere se lei ha maturato il requisito nel corso adesso, perché poi tra l'altro c'è una finestra di 12 mesi da quando matura il requisito. Per uscire. Quindi lei matura il requisito e dopo 12 mesi dopo può andare in pensione come dipendente. Io spero che mi rispondano perché dal 28 di gennaio a oggi non so ancora niente. E quindi se sarà la finestra, probabilmente aspetta la finestra, se ha maturato il requisito, se è arrivata ai 1820 contributi. Quindi quello deve conteggiarlo anche lei, magari se sono 1820. Spero che mi dicano qualcosa. Io, signora, così sentendo, no, non sono né del patronato, appunto, non sono esperta dell'FNP. Sarebbe forse meglio, visto che l'INPS non le sta rispondendo nulla, vada direttamente al patronato con tutte le carte. Sono andata oggi, oggi. Mi hanno rimandato, cioè praticamente hanno fatto oggi un sollecito. Ecco. Vediamo se rispondono. Vediamo adesso, a parte tutto, chiaramente non siamo noi che dobbiamo fare le leggi, certo. ci sarà qualcuno
Ma come fanno a ritenere valido l'ultimo periodo di 2 anni o 2 anni e mezzo di lavoro come artigiano e gli altri 34 e 6 mesi non considerarli come dipendente? Quando, visto la crisi che c'è, uno pur di portare 5 lire a casa è costretto anche a mettersi da solo e fare l'artigiano per poter portare a casa uno stipendio? Ha tutte le ragioni, guardi, Ecco, ha tutte le ragioni proprio. Sì. Scusate. Sì, è vero Roberto, no? Ha tutte le ragioni la signora, però c'è una possibilità, perché Opzione Donna può continuare, mi pare anche per il prossimo anno, o sbaglio? Oddio, non lo so, fino al 31-12. Sembrava che finisse con quest'anno. Con quest'anno? No, quest'anno quota 100, no? Anche quota anche 100. Opzione Donna. Ah, quindi finisce... Quindi probabilmente, io tento di indovinare, l'INPS vede che magari sta lavorando, sta vedendo se per caso riesce a maturare i 35 per poi accettare la domanda e mandarla. Però bisogna vedere, fare due conti veloci se con il lavoro svolto durante l'anno riesce a raggiungere quelli. Perché se non li raggiunge rimane sempre 34 e 9 mesi, 8 mesi, 10 mesi, quindi è meglio che veda di muoversi subito e se no... se non mi danno una risposta, come faccio a muovermi? Anche perché lavorando 11 ore a settimana non è che abbia copertura. Ma dove trovi lavoro a quasi 60 anni? Sì, è dura. Dà lavoro. Dovrebbe fare adesso lei, da adesso in poi, lavoro a tempo pieno minimo. Me lo trovi lei un lavoro a tempo pieno? È un problema, Dove lo trova? Dove lo so. trova? Non è mica facile. Non è per niente facile. Signora, lei ha detto che è stata al patronato oggi. Io spero che attraverso il patronato lei riesca a ottenere qualcosa. Speriamo mi risponda. Comunque la trasmissione c'è, continua. Magari ci riaggiorniamo fra un po' di tempo e vediamo che cosa succede nel frattempo. Ci tenga aggiornati. Va bene, ok, grazie. Va bene, speriamo bene che con il sollecito del patronato si sveltiscano le pratiche, no? Le diano una risposta al più presto. Grazie signora per aver chiamato. Grazie, buonasera. C'è un problema di lavoro, smart working, e quindi se sono in presenza, non sono in presenza, è un problema. È un problema. Artigiano nell'edilizia ha iniziato a lavorare a 15 anni. Può andare in pensione per lavoro usurante e precoce o questo vale solo per i dipendenti? Chi mi risponde? La cara Liliana. Liliana? Artigiano, bisogna vedere che cosa fa. Artigiano nell'edilizia. Edile? Non penso abbia le stesse... Artigiano nell'edilizia? Abbia le stesse prerogative che può avere il dipendente, no? Quindi con lavori pericolosi e quant'altro. Forse intende dire come precoce appartenente poi a determinata categoria di lavoro gravoso, diciamo, può andare coi 41. Forse intende dire quello? Non lo so, perché qui è arrivato così il messaggio, vediamo se magari riscrive oppure se vuole telefonarci per parlare direttamente con te, Liliana. Sì, bisogna vedere che lavori ha fatto. Perché bisogna vedere, no? Cioè, artigiano dell'edilizia, ma faceva che cosa? Che cosa fa? Buonasera, vado in pensione il prossimo anno con 42 anni e 10 mesi, con 1.400 euro lordi. Vorrei sapere di netto quanto prendo. Facciamo un rapido calcolo, Liliana? Ti lascio calcolare, vado avanti? Dipende poi dalle detrazioni, non è così semplice, dipende dal reddito totale. Cioè... Se ha moglie a carico, se ha figli, quindi sì, capire, è un po' variabile la cosa. Non è così semplice. Potrebbe è essere facile sui dire, 1.000 euro, 900, Liliana, 1.000 euro. Liliana, scusa, è facile dire togli il 23%, ma poi se ha figli a carico, moglie a carico, o se non ha niente, non lo so, come fai a fare la tassazione? Bisogna avere una base di conoscenza superiore, se no sì, è difficile lo stesso. Allora, così, sono occhio, pensionato iscritto alla gestione separata dell'INPS. Ci sono possibilità di integrare al minimo altro la mia irrisoria pensione? E questa è praticamente un messaggio da Tolmezzo. Quindi il problema è come quello di prima, sulla gestione separata fa poco. Questo no, questa persona qua, perché la pensione è prettamente contributiva, le pensioni contributive non possono essere integrate al minimo, solamente le pensioni rimiste o retributive possono essere integrate a 515, le altre no.
Ecco, poi ci sono ancora messaggi. Vi pare possibile nel 2021 che dopo 4 mesi l'INPS non sia riuscita a variare banca di pagamento pensione? Liliana? Ma come Allora, bisogna vedere che cosa come ha trasmesso questa richiesta, perché se lo fa sul sito dell'INPS con il PIN o con lo SPID, che adesso c'è lo SPID, e lo fa compilando direttamente il modulo, 2 mesi dopo può avere la variazione della pensione. Adesso non so come ha trasmesso la comunicazione, se l'ha fatta cartacea, quindi se cartacea va un pochino più a rilento la cosa, o magari fare una PEC, una comunicazione in qualche maniera, deve farla. Contratto Quindi sì, chiedo scusa Liliana, scusami. No, Sì, no, sì. no, va bene. Va bene, avevi ultimato? sì. Sì, sì. Contratto Cococò con poche ore settimanali, si può chiedere integrazione? Qui no. non mi spiega altro. Non rientra? No, l'integrazione viene chiesta soprattutto considerata come part-time, come lavoratore dipendente, quindi può chiedere l'anno successivo l'integrazione per l'orario a tempo pieno. Come Cococò no, non esiste. Bene, ci facciamo un'altra piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante. Il nostro numero lo vedete 0432 57 3517 oppure sms al 393 186 1551. A fra poco. Eccoci nuovamente in studio. Roberto, visto che sei presidente del Comitato di Vigilanza dell'INPS, già un'altra volta appunto è rivenuto qui anche in questa veste, vogliamo ricordare qual è la vostra attività? Anche ad esempio in questo periodo, che cosa stai combinando, cosa stai facendo? Dipende poi da quante sono le pratiche che vengono in qualche maniera inoltrate all'INPS come ricorsi su pensione di invalidità, su riconoscimenti di pensione di invalidità, ricorsi su recuperi di soldi pagati in più, o che l'INPS intende dire abbiamo dato dei soldi in più, non aveva diritto magari, o recuperi su malattie per i debiti dei lavoratori, cioè trasmissione di certificati non corretti, non consoni, e quindi poi con una vista di controllo risultano assenti, gli recuperano o gli dicono che non gli pagano, gli recuperano i soldi che sono stati versati magari anche dall'azienda. Quindi anche in questo periodo c'è parecchio lavoro? Sì, diciamo di sì. Abbiamo smaltito nel 2020 un grosso pacco di lavoro che era rimasto per via del Covid, e quindi c'erano problemi. Quindi avete approfittato? Siamo riusciti gestendo sia la cosa in un primo momento in remoto, ma è stata una brutta esperienza. Poi però abbiamo imparato, siamo diventati bravi e quindi ci sono solo io, la direttrice, l'impiegata del servizio in presenza, e tutti gli altri sono in remoto, e quindi con un po' di calma e tranquillità le cose poi riusciamo a farle. Però come sempre sono cose delicate, cose che bisogna approfondire, bisognerebbe anche ragionarci sopra, cose anche semplici che poi sfuggono ai lavoratori o non sono attenti a delle cose particolari e poi fanno perdere dei soldi a loro. Quindi secondo me uno deve imparare a essere cosciente di quello che fa e quello che dichiara, e poi e controllare sempre. E controllare sempre, perché poi una volta fatto il danno è fatto. Ecco. Non si torna indietro. Buonasera, sono un classe 1963, lavoratore precoce. Ad aprile dovrei avere 41 anni e 3 mesi di contributi. Non rientro nei lavori usuranti. E nel 92 non avevo ancora maturato 15 anni di contributi. Quando andrò in pensione? Forse a 42 anni e 10 mesi? Sì. Sì. 42, 10 mesi, sì. Non ha alternativa. Che non rientrando in quella categoria, per forza di cose, non ha altre possibilità. Attenzione, perché c'è ancora il vincolo dei 3 mesi seguenti dopo, no? Quindi raggiunto i 42 anni e 10 mesi posso andare in pensione, però
devo uscire solo 3 mesi dopo. Con la finestra? Con la finestra? Sì, con la finestra. No, perché poi magari qualcuno si dimentica di questo e non si ricorda. Giusto. Sì, E non si giusto. ricorda. Bisogna certificarsi. Sì, è meglio essere esatto. chiari. Sì. Quindi, ok, raggiunto, però poi devi attendere 3 mesi. Puoi anche andare a casa, però nessuno ti mantiene in quei 3 mesi, devi attendere. Tanto per essere chiari. Buonasera, Sì. faccio 35 anni di lavoro ad aprile, ho 62 anni, posso uscire con opzione donna? Liliana, ci sei? Quanti anni di contributi non ho seguito? Aspetta un attimo. Anche a me è 35 anni di lavoro ad aprile e ha 62 anni. Posso uscire con opzione donna? Sì, perché a 35 anni dovrà aspettare la finestra di 12 mesi se è dipendente, 18 se è autonoma, comunque può uscire, perché i 35 anni devono essere di lavoro effettivo, quindi non deve esserci disoccupazione in quei 35 anni o malattia. Sì, periodi indennizzati come malattia o disoccupazione. Sono una pensionata opzione donna, posso aprire, questa è interessante, posso aprire un'attività professionale? Liliana? Sì, si può, sì, no? non c'è nessuna problematica, quello può fare tranquillamente, perché non è un impedimento, diciamo, per tipo di pensione. Ah, ecco. Artigiano muratore, inizio lavoro a 15 anni, a oggi ha circa 40 anni di lavoro. Quando potrà andare in pensione? Però c'è la necessità di sapere che tipo di lavoro, no? Che tipo di mansione ha svolto nell'ambito. Se ha 40 anni ed è autonomo, abbiamo capito che deve andare oltre i 42 anni e 10 mesi, se non vado errato, e l'uscita è con l'età, adesso bisogna vedere quanti anni ha anche, perché lì non l'ha detto, no? Sì, aspetta un attimo perché avevo chiuso. Niente. Artigiano muratore, inizio lavoro a 15 anni, a oggi ho circa 40 anni di lavoro, non mi specifica. Quindi 55, 15 anni più 40 fa 55, non è ancora in uscita per me. No, è vero, si sta poco, per i conti, si è cominciato a 15, ne ha lavorati 40. Ne ha 40, 55, se ha sempre lavorato, non ha Sì. buchi. Sì, in teoria non può andare perché è giovane. Abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera. Buonasera. Salve, io sono la signora Katia. Buonasera, signora Katia. Cioè, niente, io volevo solo mettervi al corrente di una situazione che è successa a me attualmente. Io dovrei essere in pensione dal 1° marzo. Ho fatto la domanda all'INPS, va bene, lei va. Niente, il 1° marzo mi ritrovo con i sindacati che mi hanno fatto che hanno sbagliato i 3 mesi, cioè io dovrei andare a settembre invece di marzo. Ho fatto la richiesta, ho chiesto come mai, perché avevamo fatto 2 volte la richiesta per vedere se realmente avevo i diritti. Sì. E loro mi avevano detto di sì. Ripeto, a marzo mi telefono che dovevo andare in pensione e mi dicono no, che mi mancano 6 mesi. Dopo varie vicissitudini mi hanno detto che hanno sbagliato loro l'INPS. Che ha sbagliato l'INPS? Sì, hanno sbagliato Non il l'INPS. patronato nel fare le calcoli? No, infatti il patronato mi ha detto che adesso farà ricorso, però è successo talmente in giro di 15 giorni qua. Volevo sapere come funziona adesso che l'INPS realmente ha detto che ha sbagliato. Ma ha sbagliato come? Ha sbagliato perché io devo andare in pensione a marzo, invece vado a settembre. Quei mesi che io adesso sono a casa perché mi sono licenziata. Licenziata perché doveva licenziarsi, appunto, dimettersi per essere l'ingresso in pensione. Questo è vero. Sì. Quindi nel certificato dell'INPS, quello che conta per la pensione, quello che emana, che emette l'INPS, c'erano questi 6 mesi di errore. No, me l'hanno detto a voce. Ma non ha una carta scritta, signora? Lei si è licenziata senza avere una carta scritta? No, ce l'ho la carta scritta. E allora? Perché io il primo marzo dovevo andare in pensione. Scusi, l'EcoCert, il patronato gli avrà fatto fare all'INPS, no?
attraverso Sì, la domanda. sì. Sull'EcoCert risultava che lei a marzo doveva andare in pensione. Sì, sì. Ok, poi l'errore dell'INPS è stato che gli ha riconosciuti 6 mesi in più, invece non doveva riconoscerglieli e doveva Bravo. dire doveva andare a settembre. Il danno l'hanno provocato loro, ma bisogna capire come hanno fatto a provocare il danno, perché se il danno è provocato perché hanno sbagliato di leggere o inserito un'altra persona, no? Non so, invento io, no? Ecco, bisogna capire perché e vedere cosa fare anche con l'INPS, perché sì, è facile che No, poi comunque dica... loro hanno detto che hanno sbagliato. sì, ma io se lo faccia scrivere, signora. Ah, ok, va bene. Nessuno glielo scriverà. Ho capito, bene. però intanto Io è a poi. casa. Ma se senza sull'EcoCert dice che a settembre lei a marzo poteva andare, vuol dire che la situazione contributiva era a posto. Cosa è successo? Bisogna capire. Appunto. E quindi cosa deve fare la signora? Non so se la Patronato? Liliana, non so se la Liliana ha qualche scamotage per capire, perché lei è più addentro di me in queste cose. Liliana, ci sei Nella velocemente gestione. perché siamo in chiusura di trasmissione. Che suggerimento dai veloce alla signora? Beh, non è molto chiaro il discorso, perché poi essendo dipendente si è licenziata e poteva, non è chiara sta cosa qua. Forse ci sarà un part-time di mezzo, un qualcosa del genere. Può darsi, non riusciva a ci sarà coprire, qualcosa può che darsi. non è chiara. No, erano 6 mesi del comune, non risultano. Cioè, ha Io ho lavorato, lavorato Ah, capito. un altro- Dipendente pubblica allora. Sì. È una dovrà dipendente fare pubblica. l'unificazione forse. Forse bisogna fare, unirli. Beh, ma comunque non ha importanza, l'importante è che loro hanno riconosciuto il danno, l'INPS ha riconosciuto che realmente c'è il danno e adesso questi 6 mesi qua probabilmente mi daranno qualcosa secondo voi? Lei torni al patronato Bisogna e vedere cosa senta fare. col patronato. Perché dovrà fare qualche Sì. ricorso, qualche azione. Ah, ok, sì, vabbè, grazie allora. Così Va ha- bene. Va bene. Signora, grazie per aver chiamato. Purtroppo grazie a voi. devo Arrivederci, chiudere la arrivederci, trasmissione signora. e devo dare la linea al telegiornale. Ringrazio Liliana della Rovere per essere stata con noi, la salutiamo. Salutiamo anche Ciao. Roberto Duca, entrambi sono dell'FNP CISL di Udine. Salutiamo i nostri amici telespettatori con lo sportello pensionati. Ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 18:15 in diretta dagli studi di Telefriuli. Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine. In collaborazione con FNP CISL Udine.